Eder. Mech. Pallister. Il video di Sebastiano viene girato il 14 dicembre, adesso invece ci troviamo al 18 novembre e Trieste si prepara ad accogliere il Natale 2021. E adesso siamo al 3 dicembre 2021, la piazza inizia a preparare al meglio il Natale. Tra 11 giorni Sebastiano sarà qui. Angelo Onorato vende una delle sue società, la Onim Srl, a Giuseppe Pretesti il 20 dicembre 2023 per 98.800 euro, il valore del capitale sociale. Il pagamento viene procrastinato entro la fine del 2024, in quel passaggio Pretesti acquisisce anche un terreno edificabile, da 9.000 metri quadri. Passa solo un mese, e Pretesti cede la Onim ad Edilizia 2000, una società di sua proprietà. L'11 marzo la Onim cede un ramo d'azienda, che comprende alcuni terreni del comune di Capaci. Pretesti presenta la richiesta di costruire una sessantina di appartamenti. A Palermo, il prezzo sull'edilizia è intorno a 1.200-1.300 euro al metro quadrato, questo è il costo di costruzione, a questo vanno aggiunti degli oneri, e oneri per il comune, quindi quando la vendita supera i 2.000 euro. 2.200 euro a metro quadrato, può essere che abbia un minimo di importanza, ma nel comune di Capaci, i costi di vendita sono decisamente più bassi, intorno ai 1.000, 1.800, 1.850, ma non si arriva a 2.000 euro al metro quadro, dovrebbero essere pezzature piccole. Costruire a Capaci, quindi non è molto conveniente, ma oltre all'aspetto immobiliare, bisogna tenere conto del fatto che la sua società, nell'ultimo bilancio, quello visibile del 2022, riporta 2.966.970 euro di debiti. In pratica la Onim non avrebbe mai ottenuto un prestito da una banca per iniziare i lavori. Allora perché Giuseppe Pretesti avrebbe acquistato le quote di una società, non in salute? Nella sede della società acquistata da Angelo Onorato, la Onim, al citofono dicono che la società non esiste, non è più lì e non dicono nulla su Giuseppe Pretesti. In una sede indicata da Giuseppe Pretesti per una sua società, la Edil 2000 SRLS, ci sono sempre le saracinesche abbassate, è stato chiesto anche a qualche vicino, ma quelle saracinesche non le ha mai viste alzate, e non ha mai visto lavorare lì dentro. L'unico segno di Edilizia 2000 SRLS è nella buchetta delle lettere, il nome della società. Il movente della morte di Angelo Onorato, se abbia a che fare con questioni personali o professionali, ad oggi rimane ancora un mistero, come la cessione di una società con quasi 3 milioni di euro di debito e poche possibilità di realizzare un affare conveniente sul terreno di Capaci. Una misteriosa luce, nei cieli di Patti e Capo d'Orlando, ha generato curiosità su quanti l'hanno osservata con il naso all'insù. Segnalazioni di avvistamento ci arrivano anche da Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, e Tonnarella di Furnari, ma pare che gli avvistamenti riguardino anche altre zone della Sicilia. Tante le congetture, ovviamente, sull'insolita presenza luminosa che ha attraversato i cieli della costa tirrenica, mentre tutti cercavano di capire di cosa si trattasse. Apprendiamo che da gran parte del sud Italia, specie in Calabria e Sicilia, arrivano altre segnalazioni. La luce si presenta a forma di mongolfiera bianca. I filmati
dati già girano sui social. Tra preoccupazioni e ironia, non si conosce la natura della luce misteriosa, ma potrebbe trattarsi di un razzo, uscito dall'atmosfera terrestre, che emette questo effetto luminoso, a contatto con la luce solare. Dovrebbe trattarsi del razzo vettore dei satelliti Starlink, il Falcon 9. Sono trascorsi esattamente 41 anni, dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, una cittadina quindicenne del Vaticano, svanita senza lasciare traccia a Roma. Come ogni anno, nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa, è stato organizzato un sit-in per ricordare la giovane. A presiedere l'evento c'era il fratello Pietro, che non ha mai smesso di cercarla. In questo momento, l'unico che ha il potere di far emergere la verità, è Papa Francesco. Lui non c'entra niente, all'epoca non c'era, ma si può imporre, ha dichiarato Pietro. Secondo Pietro Orlandi, l'inchiesta aperta in Vaticano nel gennaio 2023 sarebbe solo una farsa, il Papa ha il potere di far venire fuori tutto ciò che c'è da sapere. Non dovrebbe limitarsi a dire, aprite e indagate. Papa Francesco ha il potere di imporsi, e io sono sicuro che questo sarebbe apprezzato da tutti. Pietro ha poi espresso gratitudine verso coloro che, ogni anno, partecipano al sit-in, che quest'anno si è tenuto in piazza Cavour, a Roma, di fronte al Palazzaccio. Sono arrivate tante persone dall'Italia e dall'estero. La cosa mi stupisce sempre, vi ringrazio, ma mi rendo conto che il mio ringraziamento è poco. Nel frattempo, continua il lavoro di ricostruzione, da parte della Commissione bicamerale d'inchiesta, sui casi di scomparsa di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi. Stanno vagliando varie piste, e credo che debba essere approfondita anche quella di Londra, ha ammesso Pietro Orlandi. Mi hanno assicurato che ascolteranno tutte le persone che ho proposto, compresi magistrati come Capaldo. Ho fiducia nella commissione. Intervistato da fanpage.it, il vicepresidente della commissione, Roberto Morassut, PD, ha sottolineato come dalle ultime audizioni stiano emergendo nuovi elementi. Molte informazioni non possono essere condivise, poiché le audizioni sono state svolte a porte chiuse. Ciò che ci ha sorpreso è stato il cambiamento di versione di una delle amiche di Emanuela Orlandi, l'amica del coro. Fino alle deposizioni precedenti, aveva raccontato di ricordare Emanuela, uscire dalla lezione, a cui era arrivata in ritardo, camminare alle sue spalle, e poi sparire. Davanti alla commissione, invece, ha detto di non ricordare nulla di quella giornata. Questo ha dato il via a una nuova serie di interrogativi, e noi dobbiamo trovare nuove risposte. È in condizioni disperate, il 56enne giapponese, aggredito la scorsa notte, per aver tentato di sedare una rissa tra 5 giovani, in pieno centro città. L'uomo, Shinpei Tominaga, molto conosciuto in città, e residente nella zona di via Poscolle, dopo essere stato colpito da un pugno, in pieno volto, è caduto a terra, sbattendo violentemente la testa sul marciapiede. Lievemente ferito, anche l'amico che era con lui in quel momento. La vittima, ora, si trova ricoverata in terapia intensiva, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, e lotta tra la vita e la morte. Nel frattempo la polizia di Udine ha posto in stato di fermo i 5 responsabili dell'aggressione. Per determinare l'esatta dinamica degli eventi, ora, saranno acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Una ragazzina infra 14enne, di età compresa tra i 12 e i 14 anni, è stata ammonita dalla polizia, per stalking, nei confronti di una coetanea. Gli atti persecutori si sono verificati sia a scuola, che sui social media, in particolare su WhatsApp e Instagram. Entrambe le ragazzine frequentano una scuola media nella provincia di Rimini, e provengono da famiglie della stessa zona. Anche i servizi sociali sono stati allertati. Stai attenta quando esci, è una delle minacce che la giovane ha rivolto alla sua compagna di scuola. Nei giorni scorsi, la divisione di polizia anticrimine della questura di Rimini ha emesso un provvedimento di ammonimento per stalking nei confronti di una minore di 14 anni, residente nella provincia di Rimini. Questo rappresenta uno dei primi provvedimenti adottati in Italia, a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa del cosiddetto decreto legge Caivano, che prevede misure urgenti per contrastare il disagio giovanile, la povertà educativa e la criminalità minorile, oltre a garantire la sicurezza dei minori in ambito digitale. Il caso è stato portato all'attenzione della questura, dove sono stati documentati i ripetuti atti persecutori commessi in ambito scolastico e sui social network da una giovane nei confronti di una sua coetanea.
Per emettere il provvedimento, la polizia ha raccolto prove dalle chat e testimonianze degli insegnanti. Questo tipo di ammonimento, già utilizzato per atti persecutori e violenza domestica, è stato introdotto dal legislatore per proteggere i minori vittime di bullismo e cyberbullismo. L'obiettivo principale è di natura preventiva ed educativa, inteso a dissuadere i giovani autori da comportamenti simili, che spesso sfociano in reati di ingiuria, diffamazione, minaccia e trattamento illecito di dati personali. Anche se in alcuni casi i genitori possono essere sanzionati, ciò non è avvenuto in questo episodio. La legge prevede che un minore, insieme a un genitore, o a chi esercita la potestà genitoriale, possa chiedere al questore un ammonimento nei confronti di un altro minore di età pari o superiore ai 12 anni, per interrompere comportamenti molesti. Inoltre, è possibile che i genitori dell'autore degli atti siano a loro volta sanzionati pecuniariamente. Il numero di provvedimenti adottati in questa fase dell'anno è in calo rispetto allo stesso periodo del 2023. Nel primo trimestre del 2023 erano stati emessi 7 provvedimenti di ammonimento per atti persecutori e 2 per violenza domestica, mentre nello stesso periodo del 2024 sono stati emessi 3 provvedimenti di ammonimento per atti persecutori e 2 per violenza domestica. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.